Sono le 20:27, la buonasera a tutti dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio, la Hockey Night per hockeycortina.it per seguire i match della Habs Hockey League grazie al sito di hockeycortina.it. La buonasera da parte di Luca Zinacidelli, qui accanto a me, la buonasera anche a Mario. Ciao Mario. Buonasera caro Luca, buonasera a tutti i radioascoltatori e telespettatori. Infatti siamo in diretta anche sulle frequenze di Radio Cortina esattamente in questo momento per raccontarvi cosa accadrà sul ghiaccio nei prossimi 60 minuti regolamentari del match nella partita di Habs Hockey League tra Kitzbühel di Adler Stadtwerke Kitzbühel e la Afro Cortina. Gli austriaci già sul ghiaccio dell'Olimpico, ancora mancano i giocatori ampezzani, presenti anche gli abiti. Facciamo subito presto rinnovando la nostra buonasera, la nostra buona visione del match. Chi ci segue alla radio ovviamente l'ottimo ascolto della Hockey Night di Spinorama su Radio Cortina con Mario e Luca. Andiamo a leggere subito la formazione del Kitzbühel, ricordo terzultimo in classifica. Eh sì caro Luca, allora partiamo per dovere di ospitalità dagli austriaci che schierano Mocker in porta, primo blocco con Kreuter, Riner, Dean Hoppel, Bolterle e Putnik. Seconda linea con gli unici due stranieri, due svedesi Gartner e Johansson, Ebner, Ramftl e Maurer. Terza linea con Eder, Karitnig, Feix, Schröder e Schröder. Il quarto blocco, anche se ridotto, Haas, Eder e Bayer. Secondo portiere Frank. Sulla panchina degli austriaci c'è Charles Franzen, su quella del Cortina c'è Ivo Mačka che ha così messo sul campo la sua formazione questa sera. Praticamente invariate le linee del Cortina rispetto alle ultime due partite, quindi Marco De Filippo in porta, primo blocco confermatissimo con tutti i ragazzi stranieri Phil Pietroniro, Mikko Vainonen, Chad Pietroniro, Mike Cazzola e Remy Giftopoulos. Seconda linea con i due fratelli Zanatta, Luca e Michael in difesa, Luca Barnabò, Francesco Adami il capitano e Andrea Moser in attacco. Terza linea con Max Cordiano, Emanuele Larcher, Ronny De Zanna, Noah Zardini Lacedelli e Marco Sanna. Quarta linea con Toffoli, Vallazza, Alessandro Zanatta, Tommaso Alverà e Davide Faloppa. Secondo portiere Martino Valledarin. I direttori di gara saranno i signori Tulo Virta e Alex Lazzari, linesman Carritto e De Zordo. Ovviamente un quartetto di zebrati, chiamiamoli così, totalmente italiano, come del resto per tutta la stagione in Italia, e poi all'estero ovviamente sono gli arbitri delle rispettive nazioni ad arbitrare. Questo già lo sappiamo. Una sfida che sulla carta ovviamente potrebbe favorire il proseguo della striscia positiva del Cortina, che dura da 3 partite. Il Kitzbühel è squadra abbordabile, la squadra ampezzana ha vinto, se non ricordo male, 3-0 a inizio gennaio la gara di andata, e poi mi correggerai Maglio se il risultato non è preciso, giusto, perfetto. E al di là di questo risultato, anche un pochino sofferto, se l'abbiamo seguita e raccontata insieme dallo studio di Spinorama con Mario, una squadra che era in un momento veramente di difficoltà in quel periodo, e in quella sera stessa c'era stato il rientro di Adam Havlik a sostituzione di un altro straniero. Il Cortina fece un po' fatica ma portò a casa 3 punti importanti. Per quanto riguarda invece il proseguo poi delle partite a gennaio, c'è poco da dire riguardo al Kitzbühel, tantissime sconfitte, una serie di sconfitte veramente lunga per una squadra che si trova in fondo alla classifica, terzultima davanti solo a Klagenfurt e Linz. Altra stagione piuttosto difficile per la squadra della città della Strife, della pista storica della discesa libera, ovviamente conosciamo. È chiaro che a livello hockeyistico ancora latinano un po' le Aquile, che in queste 4 stagioni non hanno mai regalato grandi soddisfazioni ai loro tifosi. Quest'anno forse l'inizio della stagione delle Aquile era promettente, 2 vittorie nel back-to-back contro il Bregenzerwald, la squadra che poi si è dimostrata di totale diversa caratura, un'altra vittoria, poi una serie di sconfitte che insomma la portano in fondo alla classifica con soli 24 punti. Eh sì, caro Luca, allora questa secondo me è la settimana della maturità, dove il Cortina affronterà 2 partite che sulla carta deve vincere e anche possibilmente giocando bene, per lasciare aperta quella piccolissima speranza di accedere ai migliori 4 posti e saltare un preturno di playoff comunque sempre complicato. Per quanto riguarda gli avversari di questa sera, hai detto benissimo, nelle partite calcolando solo da gennaio, quindi nelle ultime 14 per la precisione, solamente 2 vittorie per
il Kitzbühel, anche se tra i due scalpi c'è la vittoria contro il Valpusteria. Sì, quella sicuramente imprevista a sorpresa, poi in controparte è una squadra che è andata a perdere anche con il Linz proprio in quel periodo, se non vado errato. Sì, e c'è anche da dire che la vittoria con il Valpusteria è arrivata esattamente il weekend prima della semifinale scudetto, quindi probabilmente i lupacchiotti di Brunico avevano già la testa altrove. Da non sottovalutare comunque qualsiasi partita e qualsiasi avversario per il Cortina, che ha dimostrato di giocare e vincere con le squadre più quotate e di fare un po' fatica con le squadre più deboli proprio sul cartellino. Iniziato il match all'Olimpico da una trentina di secondi, Chat Pietoniro ancora la prima linea sul ghiaccio, cerca di mettere un disco al centro recuperato dal fratello sulla blu, buona l'amministrazione del pack del fratello più grande dei ex Asiago, arriva nell'angolo, mette un disco al centro, arriva prima occasione per il Cortina e primo gol, e il primo gol con Cazzola su passaggio dall'angolo, un po' di confusione nello slot tra i portieri e i difensori, Cazzola è bravo a mettere con il backhand in fondo alla rete della porta, difesa, ricordo, questa sera dal portiere austriaco Dominik Frank. Eh sì, bel passaggio in mezzo di Phil Pietroniro, difesa del Kitzbühel molto molto leggera, e solo soletto Mike Cazzola dopo soli 37 secondi ha potuto infilare. Doccia fredda, non c'è cosa peggiore che per una squadra che arriva in trasferta o dopo un bel viaggio, cariche di speranze ovviamente di riprendersi da una situazione piuttosto grave e pesante a livello di classifica, iniziare così ovviamente dopo pochi secondi essere già sotto. Ma attenzione, dall'altra parte c'è un Cortina che spesso, magari non spesso, ma diverse volte ha iniziato con vantaggi rapidi, istantanei. Ricordiamo la partita con il Klagenfurt con un primo tempo finito 5-0 e poi rimontati, e un match che si è giocato proprio alla fine, sul finire dei 60 regolamentari per consacrare la vittoria degli ampezzani. Quindi c'è molto da aspettare, non ci lasciamo a facili entusiasmi ovviamente, conosciamo la squadra ampezzana, ma come ha ben anticipato il mio socio Pizzamore, il Cortina deve dare prova questa sera di essere una squadra matura, pronta ad affrontare la corsa per le prime 4, cosa difficile ma non impossibile, e comunque a giocarsi una seconda parte, quella dei playoff, con grande considerazione e grande possibilità di regalare un risultato positivo. Ovviamente deve dimostrarlo questa sera, e quello che ci aspettiamo ovviamente è che il Cortina questa sera, se doveste mettersi la partita su un binario più semplice, di vedere anche giocatori sbloccarsi proprio in fase realizzativa, i giocatori di cui il stesso Ivo Macca chiede di più e di cui noi spesso abbiamo parlato, e quindi anche per dare la prova che la squadra non è dipendente a livello di realizzazione esclusivamente della prima linea. Sanna cavalca la via, gira la porta, disco al centro, situazione simile a quella del gol di Cazzola, non riesce a interferire però sul pack qui De Zanna, fa un discreto lavoro alla retroguardia che riesce a sporcare il pack sull'esterno. Eh sì, questa sera anch'io mi aspetto un bel lavoro da parte di tutte le linee, perché l'abbiamo detto tante volte nelle ultime settimane, se il Cortina riesce ad avere quell'apporto che ogni tanto è mancato da parte di tutte le linee, è una squadra che può dire la sua contro tutto e tutti. Se invece rimaniamo aggrappati ai punti e alle invenzioni solamente dei ragazzi della prima linea, nel momento in cui poi vengono a mancare loro, la squadra fa fatica. Phil Pietroniro sul suo terzo passaggio per Vainonen, prende lui la responsabilità dell'uscita di zona, vede Tommaso Alverà, disco per il centro della quarta linea. Tommaso Alverà cerca di saltare in velocità lungo la balaustra di destra rispetto a Dominik Frank, sul gioco di stecca dietro la gabbia, mantiene bene il possesso, lascia il disco poi, anche se momentaneamente, Alessandro Zanatta che riprova a rimetterlo verso l'interno. Continua che cerca tante soluzioni rapide verso sempre l'interno, cercando deviazioni, la pressione proprio sul portiere austriaco. Prova la ripartenza alla squadra austriaca, attenzione, Vainonen un po' superficiale qui nel pulire lo specchio, ma non c'è pericolo perché il Cortina si chiude subito con 4 uomini. Buono il lavoro qua dello svedese Johansson, arriva il tiro, c'è la deviazione anche davanti porta, mi pare del giocatore, anzi è Bayer, del brevilino Bayer, pack che si impenna, mini pericolo per la porta di De Filippo. Eh sì, primo campanello direzione De Filippo, niente di preoccupante, però come dicevi poco fa tu, non bisogna assolutamente sottovalutare gli austriaci, ma continuare a giocare.
prime linee sul ghiaccio, quella austriaca con Bottler, Dean Hoppel e Putnik. Sicuramente Dean Hoppel, giocatore di tutto rispetto, che ha avuto anche un passato in altre squadre austriache in questa Alps Hockey League. Adesso lavorano gli austriaci contro la prima linea pezzana, stanno facendo una buona, anche se forzata, circolazione del disco nel terzo, soprattutto stanno tenendo alto il baricentro e basso, quindi quello della prima linea pezzana, che prova a ripartire con bello scambio, Zanatta, Giftopoulos prova la conclusione sui pattini, terzino austriaco, disco al centro, non raccolto da nessuno, lo raccoglie dall'altra parte Luca Zanatta, che prova a servire ancora e trovare un corridoio verso Chad Pietoniro, arriva la liberazione vietata. Io ne approfitterei, Mario, per andare a vedere un po' cosa accade e quali partite si stanno giocando nella Alps Hockey League questa sera. 7 partite questa sera, quindi impegnate 14 formazioni. Si gioca a Salisburgo, dove il Salisburgo è in vantaggio per 2-1 sul Fassa alla fine del secondo tempo. Sempre alla fine del secondo tempo Feldkirch e Asiago sono sullo 0-0. A Lustenau il Lustenau è in vantaggio 4-2 sul Gardena. A Jesenice il Renon vince alla fine del primo tempo per 2-1. Fine primo tempo anche a Brunico, Valpusteria e Linz sono sullo 0-0 e a Lubiana fine primo tempo 0-0 tra Lubiana e Klagenfurt. Sì, un risultato un po' sorpresa anche questo, anche se ovviamente stiamo parlando solo della prima frazione. All'Olimpico è 1-0 il risultato, ha sbloccato dopo pochi secondi il match Mike Cazzola su assistenza di Phil Pietroniro. Provano a uscire gli austriaci in maniera diligente, c'è la buona trappa centropista della Cortina con il rientro del super attivo Cazzola e Giftopoulos che parte da lontano. Un passaggio ai limiti dell'offside, le proteste della panchina austriaca. Si gioca comunque all'Olimpico, ancora un Cortina che tiene alto il press. La ripartenza adesso precisa degli austriaci e centropista. Max Cordiano deve andare a chiudere qui lo scambio dietro la gabbia di Marco Di Filippo, ancora Johansson lavora bene il disco, lo tiene, rischia molto qui, Giftopoulos non è preciso nell'assistere Cazzola che se ne stava per andare e aveva veramente una prateria davanti a lui. Qui se Remy Giftopoulos fosse riuscito a indirizzare bene il puck avrebbe praticamente servito un pasticcino a Mike Cazzola che poteva involarsi verso il portiere. Tra l'altro Cazzola dotato di una ottima velocità di base anche col disco sulla stecca, quindi difficilmente sarebbe stato recuperato. Il Cortina che trova, come abbiamo poi anche riscontrato nell'ultima puntata di Spinorama, la trasmissione per chi non lo sapesse che va in onda da 7 anni ogni lunedì alle 14 su Radio Cortina per parlare di hockey e non solo, nell'ultima puntata l'intervista a Ivo Masca dove appunto ha ribadito la soddisfazione di avere in squadra un giocatore come Giftopoulos e consapevole anche del fatto dei suoi limiti a livello difensivo ma delle sue grandi capacità a livello offensivo, giocatore dotato di skill e di tempi giusti per risolvere le partite, è quello che finora ha dimostrato, è quello che finora ci ha portato sempre ad essere smentiti ogni qualvolta appunto iniziavamo che poi abbiamo trovato anche come giochino scaramantico Mario ed io nel insistere, nel essere un pochino indolenti anche se vogliamo sulle prestazioni in effetti che tante volte sembrano negative fino a quando appunto il giocatore di origini greche non realizza il gol o trova la soluzione definitiva per regalare la vittoria alla squadra pezzana. Eh sì, nelle ultime partite il leitmotiv è stato un po' questo, prestazioni insufficienti sicuramente per Remy Giftopoulos, poi arrivava il minuto greco, chiamiamolo così, dove comunque la zampata vincente è sempre arrivata o con un gol anche molto bello come per esempio quello in trasferta a Dornbirn Sì. o anche come nell'ultima occasione in casa contro lo Jesenice, assist perfetto a 2 secondi dalla fine per Mike Cazzola. Ricordiamo anche lo skill di Giftopoulos che è stato in grado proprio a Kitzbühel di regalarci una magia, quella con il Michigan Move, con il gol stile lacrosse per andare a colpire da dietro porta alzandosi il disco sulla spatola del bastone, cosa che ha fatto anche l'anno scorso proprio con il Bregenzerwald. Cosa poi Mario, so che sei molto attento, è successa proprio anche in Serie C pochi giorni fa, realizzata da questo numero veramente anche acrobatico. Bella azione qui del Cortina, Marco Sana, Daniel Cedelli, arriva il gol! Rete! Si sblocca il numero 60, finalmente esatto. si è sbloccato. Arriva il gol, bella combinazione qua tra da De Zan e Sanna e arriva la conclusione
la girata, Noas corregge il disco con il pattino, poi infila il pack, mi pare sia finito sotto le gambe. Primo gol per lui stagionale, quindi la gioia del gol. Insomma, le nostre aspettative di questo match di vedere sbloccarsi qualche giocatore ancora secco di marcature si sono verificate. Dicevamo, Mario, scusami, prima è successo proprio in Serie C nella partita tra, se non ricordo male, Real Torino e Dobbiaco, dove sì, l'ex Ampezzano della prima stagione di Alps Hockey League, il bravissimo Patrick Rizzo, che comunque ha un percorso nella Serie A italiana molto importante, Valpellice, Ponteba, capitano a Valpusteria, sì, capitano a Ponteba, poi Valpusteria. Quell'anno Cortina fece parecchio bene, giocatore veloce, rapido, anche dotato di numeri tecnici notevoli. Quell'anno fece qualche punto, ma il gol appunto che insomma, gira anche in rete, il suo Michigan Move alla Giftopoulos, praticamente identico a quello che ha realizzato il nostro greco nella partita contro il Real Torino. Per questo salutiamo anche chi ci ascolta da Dobbiaco, chi ci sta guardando ovviamente il Cortina nella diretta streaming su hockeycortina.it. Il risultato è cambiato 2-0 per il Cortina, ricordo gol di Mike Cazzola dopo pochi secondi, il raddoppio di Noah Zardini Cedelli. Attenzione però agli austriaci che ripartono in break, chiusi bene qui da Phil Pietroniro. Mario, non pensi che tu anche nelle ultime partite Phil Pietroniro si sia un pochino ridimensionato, abbia cambiato un po' atteggiamento, sia un po' più cauto, sia più difensivo, rischi meno? Attenzione, altra occasione per Cortina, para qui Frank. Altra occasione per il Cortina, niente da fare. Mario, cosa ne pensi? O sei d'accordo con me che Phil Pietroniro sta giocando un attimino con meno impulso e meno atteggiamento spregiudicato, che per un terzino può andare bene anche tante volte, ma forse per lui era una cosa che troppo spesso si ripeteva e rischiava un pochino di compromettere l'assetto? Eh sì, c'è stato un momento della nostra stagione, inclusa la doppia sfida all'Asiago della semifinale scudetto, dove effettivamente sia Phil Pietroniro sia Luca Zanatta, altro nostro difensore di assoluto livello, spesso e volentieri tendevano ad abbandonare la propria postazione per cercare o la soluzione personale o comunque la sortita offensiva. Questo faceva sì che si aprivano buchi pericolosi e l'abbiamo anche pagato. I reali difensori proprio di assetto più difensivo che altro erano solo Vainonen e Mike Zanatta. Nelle ultime partite, complice secondo me comunque un miglioramento un po' di tutto il roster, Sì. anche Phil Pietroniro da questo punto di vista è parecchio migliorato ed è sicuramente più diligente. Sì, Ecco, più sì. disciplinato, Sì. decisamente. Bene, sono contento che confermi la mia visione, Mario, per un Cortina che adesso sembra giocare sul velluto con una grandissima azione di Adami che qui va al tiro, angolato, ma Frank era già pronto, soluzione giusta, qui doveva tirare, magari sperare in un rebound, chiaro tirando all'incrocio è difficile prendere un rebound, c'erano due giocatori vicino a lui che forse qui ha guardato la porta e ci sta. È bellissimo il dribbling in fase di preparazione, doppio dribbling a due giocatori austriaci, poi cerca il tiro, effettivamente poteva anche starci, così come poteva starci lo scarico a destra sulla corrente Moser. Però tante volte abbiamo visto, cari radioascoltatori e telespettatori, il Cortina esagerare un po' nell'ultimo passaggio, nella leziosità e andare a sprecare con un eccessivo altruismo oppure, leggiamola nell'altra maniera, una mancanza di responsabilità nell'andare proprio a concludere. Quindi ci sta che la squadra abbia anche l'atteggiamento più cattivo, soprattutto in una fase iniziale del match, con una squadra che si può sottomettere già da subito, come sta succedendo. Sì, sì, e tra l'altro sottolineo che al momento hanno creato bene le azioni di gioco tutte le linee, perché gol della terza, gol della prima, occasioni per Alessandro Zanatta della quarta e in questo caso anche occasioni per Adami e compagni in seconda linea. Quindi quello che ci aspettavamo in fase di presentazione del match per ora si sta realizzando e ne siamo contenti. Ovviamente, rimaniamo sempre cauti, ovviamente, come abbiamo anticipato, bisogna sempre stare attenti a questo Cortina, nonostante stia vivendo un momento di forma che, come abbiamo ricordato, è molto positivo per i risultati raggiunti. La vittoria con il Loise Nice è la prova di una squadra che ha raggiunto un livello alto di consapevolezza, perché non solo il risultato della vittoria è importante, ma la prestazione di Cortina, che nella partita ultima casalinga appunto con l'Loise Nice ha saputo dimostrare di andare anche contro quello che sembrava a un certo punto del match ingiusto nei suoi confronti.
Sì, partita di sabato scorso con lo Jesenice, forse la migliore della stagione contro un avversario forte, situazioni complicate dalle quali il Cortina ne è uscito proprio alla grande. Ricordiamo solamente quella situazione un po' sfortunata dove da un possibile power play ampezzano ci si è ritrovati in 5 contro 3 in favore dello Jesenice. Usciti da quella situazione, comunque il Cortina poi è tornato pienamente a macinare gioco e a dominare l'avversario, meritando poi la vittoria arrivata solamente a 2 secondi dalla fine, ma meritatissima. C'è il power break, errata corrige, non è Dominic Frank tra i pali, ma Paul Moher. Afro, il tuo benessere quotidiano. Va gustata sul posto, ma Corrado è la quinta volta che te lo diciamo, pensa anche a noi. Piccolo spot pubblicitario anche per i nostri radioascoltatori di Radio Cortina con il nostro partner, il nostro supporter che stuzzica la voglia di San Vito Ricadore. Riprendiamo la linea ovviamente anche su hockeycortina.it dopo il power break per un Cortina avanti 2-0 dopo 11 minuti. Tommaso Verrà il face off fuori dalla blu ampezzana. Disco portato dentro dagli austriaci che non hanno creato nulla di significativo dalle parti di Marco De Filippo. Ricordiamo il tiro di Johansson deviato da un giocatore austriaco davanti alla gabbia. Attenzione, bella azione adesso dell'Ansano Zanatta dietro la gabbia, gioca bene con il bastone, prova addirittura il wrap around, prova a colpire sul palo esterno, trova però solo l'esterno. Tommaso Verrà si difende bene, viene atterrato, poi arriva Alessandro Zanatta in suo soccorso. Tommaso Verrà ancora qualche difficoltà nell'equilibrio, ancora Alessandro Zanatta ad aiutarlo, non ci sono braccia alzate, nessuna penalità, si continua a giocare. Vainonen sulla blu, scarico breve per l'inserimento, in ritardo un pochino di Faloppa, braccio alzato, devono andare uscire dal terzo difensivo degli austriaci Ampezzani, vado direttamente a cambiare per lasciare posto alla prima linea. 8 minuti da giocare nel primo tempo, Cortina 2-0, prova a ripartire adesso gli austriaci con Bayer, lo scarico ritroso verso Johansson che mi sembra l'elemento più pericoloso finora degli austriaci, uno dei due giocatori svedesi. Manca Adam Havlik, non sappiamo per quale ragione sinceramente. Attenzione al break, riparte Cazzola, ecco il motorino sulla sinistra, stop and go, disco al centro. Troppo dietro la gabbia qui Chad Pietoniro, non ha fatto la cosa corretta Chad, doveva fermarsi prima dello slot, riparte un break, qui il passaggio di Eder non raccolto, riparte Cortina, bella la combinazione, sempre precisa l'assistenza di Cazzola, arriva il tiro della domenica di Giftopoulos senza troppe pretese, tiro centrale, tutto costruito bene, un po' vanificato, insomma trova un ingaggio in zona Cortina, però forse anche qui Giftopoulos, vediamo l'azione, parte bene Cazzola, Chad Pietoniro, li vediamo nel replay, e poi il tiro da distanza siderale, in pancia a Paul Moher senza troppe pretese, insomma rivediamo il Giftopoulos che insomma conosciamo soprattutto nelle fasi iniziali del match, poco cattivo, poco deciso. Sì, in questa occasione probabilmente sbagliata la scelta, ma tant'è. Poco prima invece occasionissima con Cazzola che per un attimo non è riuscito a servire la corrente Mike Zanatta che devo dire nelle ultime partite ha trovato i tempi di inserimento assolutamente molto buoni, tanto è vero che ne è venuto fuori un gol a Dornbirn, un altro paio di occasioni sempre nella stessa partita e altre buonissime occasioni anche contro lo Jesenice. Forse proprio il discorso che facciamo prima Mario per quanto riguarda l'equilibrio e l'assetto delle due prime linee difensive, per quanto abbiamo due ovviamente esponenti della classe operaia dei D-men, quella dei stay home come Mike Zanatta da una parte e Vainonen dall'altra, i due giocatori offensivi da una parte Luca Zanatta, dall'altra parte Phil Pietonino si sono dati una ridimensionata, stanno giocando molto più accorti e quindi concedono allo stesso Vainonen, ma soprattutto come ricordavi a Mike Zanatta, qualche anche così incursione e vedo, e questo è la testimonianza dell'equilibrio che si sta trovando nelle prime due difensive, quindi questa è una buonissima cosa. Sì, questo secondo me è il vantaggio più grande del rimescolamento, chiamiamolo così, parziale delle linee di gioco che ha fatto Ivo Mačka nelle ultime 3-4 partite. Qui è incomprensione tra Zanier Celali e Cordiano.
Cordiano cercava Zincelari che però non si era accorto dell'assistenza, ne nasce un'occasione anche bella valida per il tiro parato da Marco De Filippo, non senza problemi, deve metterci un po' di impegno qui Marco De Filippo per deviare il puck oltre la traversa. E forse prima vera parata della serata per Marco De Filippo, sontuoso sabato scorso con lo Jesenice, Sì. perché veramente ha fatto 3-4 parate di livello assoluto, tenendo a galla i suoi nei momenti difficili e essendo assoluto protagonista della vittoria finale. Sì, decisamente, come tutta la squadra ha giocato bene, c'è da dire che Marco De Filippo è stato il primo attore di un'impresa importante, quella appunto della Cortina. Nei momenti critici è stato lui a salvare il risultato. Che ci sono stati, per quanto poi il Cortina, come abbiamo ricordato in diretta, ha giocato una partita a tratti anche superiore proprio degli ospiti, senza rischiare, ma nei momenti di crisi, come spesso fa. È lui che salva la barca. Gli austriaci adesso che ci provano, Phil Pietonino mette al centro un disco per Vainonen che lascia a Ronny De Zanna, prova la ripartenza, si allunga sulla blu, rischia molto l'offside, prova anche il tiro, deviato da Moher oltre i cristalli, ci sarà un'interruzione, 5:20 dal termine dei primi 20 minuti. Andiamo a vedere, Mario, secondo te se c'è qualche variazione nei risultati che ci possa anche interessare, sarebbe curioso vedere, andare a valutare quali risultati possono interessare più da vicino il Cortina per la corsa alle prime 4. Guarda, tra le avversarie dirette del Cortina, che è andata vicinissimo al terzo gol, c'è solo il vantaggio dell'Asiago arrivato al 18:20 del secondo periodo a Feldkirch, risultato che forse non ci voleva. In vantaggio anche il Salisburgo al sesto del terzo tempo contro il Fassa, Altro risultato, comunque risultato che sulla carta dovrebbe comunque premiare i giocatori austriaci superiori al Fassa. Bello scambio qui tra due fratelli. Zanatta cerca la move, Luca Zanatta, e gli va anche bene fino proprio a scontrarsi con Mocker. È tutto nato proprio sull'asse dei due Zanattas. Scambio rapido tra i due, inserimento di Luca Zanatta che ovviamente dalla sua anche una ottima velocità e è dotato di due mani eleganti. Faloppa lo scarico proprio per il fratello più vecchio della dinastia dei Zanattas che rimane sul ghiaccio. Vediamo Luca Barnabò che prende la via dello spogliatoio. Speriamo non sia niente di grave per lui. Non mi sembrava. No, camminava tranquillamente sulle sue gambe, direzione spogliatoio, inseguito a breve distanza dal dottor Floridia. Sì. Niente di grave per il numero 24 Ampezzano, vi aggiorneremo eventualmente più avanti. Tra i vari cambiamenti che ha fatto Ivo Maachka mi piace molto il fatto che abbia rimesso in linea insieme i due fratelli Zanatta, perché veramente l'intesa è consolidata, tanti anni giocati insieme anche in Svizzera e i due giocatori si conoscono veramente a memoria. Altra occasione per Cortina, rischia il tris, ancora la doppietta di Cazzola, scambio con Giftopoulos che quando deve giocare da fermo nel terzo sa fare ovviamente meglio di tantissimi giocatori. Arriva il bellissimo gol di Johansson che ha corso le distanze, quindi come dicevamo da un gol mancato alla Cortina, un Cortina che sta giocando sì, però insomma non con molta verve in questa fase di gioco. Rivediamo una grande azione, se non sbaglio proprio di Johansson, salta comodamente l'Archer e poi va a infilare sotto l'incrocio dei pali. Gran gol di Johansson qui su un break, su un gol mancato da parte del Cortina che ovviamente deve ritornare ad avere un atteggiamento un attimino più aggressivo. Eh sì, qui bella invenzione dello svedese, però secondo me la difesa ampezzana poteva e doveva fare molto meglio. Saltato in questo caso Emanuele Larcher con troppa facilità, non è riuscito poi a chiudere Max Cordiano. Diciamo non impeccabile la retroguardia ampezzana in questa occasione, seppur il gol dello svedese è comunque stato un bel gol. Sì, errore sì da retroguardia, cioè dire c'è stato veramente anche un abbandono della linea offensiva che non è rientrata sull'azione, anche se era un'azione solitaria, in effetti non era un'azione di gruppo da parte dei giocatori austriaci. Quindi è stata una bella azione sicuramente dello svedese Johansson, se non andiamo errati, che porta così a accorciare le distanze gli austriaci e la partita si sta per concludere le prime dritte, ricordiamo è sul risultato di 2-1, quindi tutto è aperto, nonostante quello che abbiamo visto sul ghiaccio fino adesso potesse far pensare a un Cortina dominante, ma ancora purtroppo
c'è ancora moltissimo da giocare e l'abbiamo già detto, non lo ripeteremo più. Il Cortina ci ha fatto vedere delle ottime cose, ma anche a tratti dei momenti preoccupanti durante i match, soprattutto con squadre che sia a livello di classifica che sulla carta sono dichiaratamente più deboli. Sì, comunque la sensazione è che il Cortina ogni volta che abbia voglia di spingere comunque si rende pericolosa e sta dimostrando anche in questa prima frazione di essere nettamente superiore al Kitzbühel. Certo è che gli errori di distrazione e di superficialità vanno sempre evitati per continuare un po' in quel percorso di crescita al quale comunque ci siamo aggrappati da qualche settimana a questa parte, ecco. Mancano 2 minuti alla fine del periodo, ancora un tiro qui, una bella combinazione, poi arriva la conclusione di De Zanna proprio dalla blu. Si gioca nell'angolo a destra di Mocher, Zanic riprova a distogliersi dalla marcatura dell'avversario, cerca un delay ma è chiuso bene, lascia il pack a favore di Marco Sanna, è lui che cerca di farlo circolare, un po' forzata qui la manovra del Cortina che però mantiene bene il possesso, gran finta di Luca Zanatta che trova all'interno, prova con rovescio a suggerire verso Marco Sanna, di mezzo però c'è un giocatore austriaco, Marco Sanna dietro la gabbia, ancora qui per Zanella Cedelli, alza la testa il numero 60, cerca ancora Marco Sanna, trova il suo bastone, lo scarico per Mike Zanatta, Cortina che finisce questo periodo avanti, buono lo scarico per la botta e prima intenzione di Luca Zanatta, passaggio col timing giusto, con il contatempo da parte di Zanella Cedelli, conclusione di prima intenzione molto bella, bella parata di Mocher con la pinza in spaccata. Sì, ma che bella azione della terza linea perché a più riprese tutti i giocatori da Luca Zanatta, comunque da lui ce lo aspettiamo, a Noah Zardini Lacedelli che tecnicamente ha poco da invidiare a tanti altri, a Mike Zanatta che ha continuato con le sue sortite offensive, tutti non hanno mai cercato di buttare via il disco, arrivando a liberare per il tiro proprio Luca Zanatta e occasione ancora per la terza linea ampezzana. Tommaso Verrà poteva dare in inserimento a una bella manovra, è stato recuperato prima dell'ingresso nella zona difensiva, carica subita qui pesante da parte di Max Cordiano, tutto regolare però, si gioca a disco al centro, attenzione pericolo, bravo Max Cordiano a chiudere e si becca un'altra carica Max Cordiano, poi va a sbattere con il capo sul palo della porta, non ci sono danni per lui, contropiede del Cortina, ha rischiato un po' il Cortina adesso, deve stare molto attento, pochissime occasioni da parte del Kitzbühel, le conterei neanche sulle dita di una mano, ma una di quelle appunto si è concretizzata nel gol che vale l'1-2. Eh sì, forse la linea contro l'Archer Cordiano è la più pericolosa del Kitzbühel, doppia carica abbastanza pesante, subita dal 19 Ampezzano, regolari comunque, giusto il non fischio arbitrale. Attenzione al break, si difende in qualche maniera Phil Pietroniro, sono gasati però i giocatori austriaci che provano proprio con Di Nopel il tiro, para Marco De Filippo, finisce bene il periodo la squadra austriaca che sicuramente trarrà sicuramente entusiasmo e grinta per iniziare la seconda frazione con il gol recuperato e con un finire di frazione che è stato quello più positivo degli interi 20 minuti per le Aquile di Kitzbühel. Face off alla sinistra di Marco De Filippo, Cazzola che ha una percentuale impressionante di ingaggi vinti, penso sia un 80%, 70% di ingaggi vinti Mike Cazzola, un'altra grande caratteristica per un centro, così anche... E arriva una penalità, e penso ai danni di un Ampezzano. Ai danni di Phil Pietroniro, penalità anche giusta, tutto nato da un disco perso in maniera molto superficiale da Remy Giftopoulos, dopodiché sgambetto che comunque può starci, sì, furbo anche il giocatore austriaco a cercarla, ma la tenuta di Phil Pietroniro non è assolutamente corretta, quindi power play per il Kitzbühel giusto, sì. E ingenuità e leggerezza, superficialità in questo caso di atteggiamento sia di Remy sia di Phil e insomma la paghiamo con i primi 2 minuti della serata. Sì, nel momento migliore proprio del Kitzbühel che arrivano anche vicini alla marcatura con un tiro dalla blu, la deviazione di Ramfeld che va a toccare, para e arriva anche la sirena. Io penso che non sarà proprio contentissimo qui Masca. Sintesi breve Mario per i nostri telespettatori. Sintesi brevissima, ottimo approccio e ottimo inizio, poi come altre volte è capitato il Cortina si siede un po' di superficialità e il Kitzbühel è ancora in partita.
Ridiamo la regia di hockeycortina.it, rimaniamo ancora un minuto sulle frequenze di Radio Cortina, quindi chiediamo alla regia dello streaming di concederci ancora un minutino per i nostri amici ascoltatori sulle frequenze di Radio Cortina. Sono le 21:15, la buonasera a tutti i telespettatori di hockeycortina.it, per chi si fosse connesso adesso al sito e allo streaming che vi offre la Sportivi Ghiaccio Cortina. Ci sintonizziamo anche in questo esatto momento con le frequenze di Radio Cortina. Buonasera a tutti i radioascoltatori della Hockey Night di Spinorama sulle frequenze della Radio dei Dolomiti. Si è giocato il primo tempo tra Die Adler Stadtwerke Kitzbühel, le Aquile dell'austriache contro la Afro Cortina, giocati i primi 20 minuti che abbiamo raccontato e spero in maniera chiara, limpida, anche con i assunti finali, per descrivere un primo tempo dove il Cortina ha giocato e decisamente dimostrato di essere la squadra migliore sul ghiaccio, ma il risultato è ancora appeso solo a una marcatura di differenza tra le due formazioni. Cortina con il gol di Cazzola a freddo ha aperto le danze, è arrivato il primo gol stagionale di Noah Zarnenia Cedelli al sesto, un Cortina che si è un po' seduto e ha continuato a attaccare senza troppa convinzione nonostante abbia avuto molte occasioni. D'altra parte un Kitzbühel che ha aspettato e non ha combinato granché fino al momento del gol di Johansson, e poi è andata un attimino a spingere di più sull'acceleratore fino ad arrivare a conquistarsi un powerplay che si potrà giocare per largo tempo, non nella sua integrità, perché ovviamente la penalità è stata fischiata durante la prima frazione, sul finire della prima frazione, in questo inizio tempo. Quindi grande occasione, Mario, per il Kitzbühel di andare in parità ad inizio del periodo centrale. Eh sì, hai detto bene. Cortina che sicuramente ha dimostrato superiorità tecnica e tattica e anche fisica, però la partita è ancora in bilico. Grossa occasione adesso per gli ospiti con un power play giusto, perché comunque il fischio c'era tutto, 2 minuti per sgambetto a Phil Pietroniro, quindi Cortina che dovrà stringere i denti per 1 minuto e 45 secondi. Ingaggio subito Vite austriaci che portano il pack avanti un po' in maniera troppo precoce, vediamo se Cortina riesce a liberare, così accade subito con il forecheck di Adami, che è molto bravo nella formazione di penalty killing, quella che deve uccidere il power play avversario, sempre impiegato adesso con Marco Sanna, che è l'uomo che crea quantità pattinaggio. Adami è quello più di esperienza e concretezza, ma attenzione, si forma il power play, altra penalità, esce Mocker dai pali, braccio alzato, quindi si gioca una penalità differita con un 5 contro anzi un 6 contro 4, bravo qui l'austriaco a far toccare subito il disco al giocatore ampezzano che non lascia sfilare il disco, si fa tradire, ma ovviamente ci sta, e va a interrompere così la penalità differita per giocare immediatamente con un 5 contro 3. Sì, tu dici bravo il giocatore austriaco, non lo so, nel senso che comunque gli austriaci erano
con la residenza nel terzo in 6 contro 4 avrebbero comunque potuto continuare a giocare con i 2 uomini in più, invece l'austriaco ha deciso di passare volontariamente il disco al Cortina in modo che l'arbitro fischiasse e Sì. ora ufficialmente sono iniziati i 2 minuti. Sì, una scelta un po' comunque sì, che possiamo sicuramente condividere, anche no, come tu dici bene, perché comunque si sarebbe giocato sempre con 2 uomini in più in ogni caso. Sì, È diverso. che ovviamente adesso si può giocare più tempo con 2 uomini in più, teoricamente. Vabbè, non andiamo a complicarci, Mario, la situazione, anzi, lo sto facendo io. No, diverso sarebbe stato se fossero stati nel proprio terzo difensivo, allora sì, perché comunque devi costruire. In questo caso avevano il controllo del È disco, vero. avevano i 2 uomini già in più perché il portiere era uscito. La differenza è questa. È stato un sostanziale. piccolo favore fatto al Cortina, secondo me. Meglio, però Tant'è. c'è 40 secondi da soffrire con 2 uomini in meno a questo punto per la penalità a Luca Zanatta. Johansson, lui è il giocatore di più livello ovviamente nel roster delle Aquile, quello che ha anche siglato il primo gol, e lui a fare da regia in questo power play. Lo scarico sulla blu, controllo non perfetto di Gardner che comunque riesce a tenere dentro il pack. Vediamo come sarà la circolazione del disco e se i giocatori andranno. Bella conclusione qui di Johansson, one timer sopra l'incrocio. Marco De Filippo non ha nemmeno visto, per fortuna il pack finisce alto. Attenzione ancora lui, bisogna andare a chiudere subito il signor Johansson. Attenzione alla conclusione di Gardner sul corpo di Marco De Filippo, forse quello di Vainonen. Cortina che sta per adesso liberare lo specchio, non ci riesce, ma soprattutto acquista sul ghiaccio il quarto uomo con Filippo Tonino che può andare a scatenare adesso il break perché è un 3-2 nonostante Cortina sia in inferiorità. Ottima la scelta quella di cercare il rebound su Moker, ma attenzione a non lasciare troppi spazi a livello difensivo. La chiusura di un sempre pronto e super attivo Cazzola. Si imposta adesso il power play singolo degli austriaci, creano un po' di confusione con il cambio, vanno a perdere secondi importanti su questo cambio gli austriaci, ne mancano solo 15 al termine della seconda penalità, quella affibbiata a Luca Zanatta. Ancora nessuna conclusione importante se non quella di Johansson in precedenza, ma alta oltre la traversa. Qui un diagonale forte, abbondantemente fuori. Se ne va così anche il power play degli austriaci che non hanno combinato proprio un granché, anzi direi Mario piuttosto statici, piuttosto prevedibili e anzi assolutamente direi negativi in una gestione del disco, anche con il cambio avvenuto con molta calma nel terzo difensivo del Cortina. Sì, poche idee confuse per il Kitzbühel, soprattutto i 40 secondi in 5 contro 3 potevano essere sfruttati molto meglio, ma non mi lamento, anzi devo dire meglio così per i nostri ragazzi ampezzani. 5 contro 5, possiamo ricominciare a macinare gioco. Sì, vediamo se Cortina sarà in grado di farlo, di riprendersi un attimino da questa situazione di inferiorità. Qui si perde un attimino Mai Zanatta, c'era Ronny De Zanna che lamentava il pack sulla sua stecca perché era veramente solissimo sulla linea blu. La ripartenza adesso sempre un po' lenta qui del Cortina, almeno in questo caso. Ronny De Zanna prova ad andarsene da solo adesso, vediamo se trova compagni, lo scambio con Barnabò, che viene adesso inserito in terza linea, quindi non vediamo più Marco Sanna comunque era deficitario dal penalty killing, quindi è solo una scelta momentanea. Va a prendersi questo disco l'autore del secondo Gran Pezzano, Noah Zaniacedelli, che lascia per Max Cordiano, passaggio riuscito per Ronny De Zanna che vuole velocità qui ma non trova compagni, deve ancora andare a correggere verso la sua linea difensiva affidata qui all'uomo di Saronno. Buono il passaggio per l'inserimento, forse un po' troppo precoce il tiro, lo scarico, il dump di Alessandro Zanatta. Ci fa piacere comunque aver rivisto sul ghiaccio Luca Barnabò. Le spie dagli spogliatoi dell'Olimpico ci dicono solamente un leggero colpo in faccia e tornato normalmente a disposizione per coach Ivo Mačka anche il numero 24 ampezzano. Buona azione di Alessandro Zanatta, non proprio assecondato dai suoi, che va a lavorare un buon disco in zona. Attenzione però alla ripartenza nel break, un tiro, un diagonale senza troppe pretese qui, però avesse concesso un rebound Marco De Filippo, cosa che fa raramente, si sarebbe potuta creare una situazione un po' preoccupante lì davanti allo slot. Niente di grave, trascorsi 4 e 35-45 nel secondo tempo, risultato sempre di 2-1 per il Cortina, risultato ricordo è un parziale
che è anche il risultato della prima frazione. Vainonen dietro la gabbia lascia per Phil Pietroniro, prima linea pezzana sul ghiaccio, così come quella austriaca. Buona combinazione in uscita, non raccoglie Chad Pietroniro. Adesso il fratello più grande esita un po', poi trova Vainonen, scarico subito per Zanatta. Fanno forecheck adesso gli austriaci sui giocatori ampezzani sulla ripartenza. Buona azione di Phil Pietroniro che va da solo, poi prova a colpire Moquer. Un po' di confusione lì davanti, fa bene Moquer, lascia un rimbalzo che finisce sul corpo del suo guardiano. Rischiano di combinare un pasticcio i due giocatori, tutto risolto però, cambia linea adesso la squadra austriaca, rimane invece la prima linea ampezzana sul ghiaccio, arriva la seconda, quella comandata da Johansson con Maurer e Ranfelt. In difesa ci sono Ebner e Gartner, gaggio vinto da Cazzola. Chad Pietroniro si attarda sul passaggio. Raffel, buona la giocata sua. Johansson, lo scambio, gioca bene qui il Kitzbühel, largo per una conclusione, per un passaggio cercato, deviazione che va alta sulle reti di protezione. Quindi tutto fermo all'Olimpico dopo 5-26 secondi. Risultato di 2-1, ingaggio in zona per gli austriaci che stanno facendo decisamente di più in questo secondo periodo. E cambio un po' lunghetto della prima linea che rimane ancora sul ghiaccio in maniera anche abbastanza inspiegabile. Se devo essere sincero, Phil Pietroniro aveva guidato la carica per andare a dare il cambio, ma è stato l'unico e dopodiché è tornato indietro. Ecco, anche ora fa un po' fatica. Arriva adesso il cambio finalmente, perché era tanto tempo che questi ragazzi erano sul ghiaccio. Praticamente due cambi degli austriaci. Sì. E sicuramente questo è uno degli aspetti da migliorare, lo stiamo dicendo da un sacco di tempo, ne abbiamo parlato anche con Ivo Mačka direttamente. Bisogna accorciare i cambi della prima linea. Arriva un'altra conclusione, ma ancora Marco De Filippo è impegnato qui, bel tiro, visuale aperta per Marco De Filippo, angolo veramente stretto di possibilità di trovare un varco per il giocatore austriaco, trova solo la guanto presa di Marco De Filippo. Tutto da rifare con l'ingaggio offensivo ancora per il Kitzbühel, che anche dall'atteggiamento ai face-off sta dimostrando di essere più aggressivo in questa seconda frazione. Si crea qui una buona occasione, un po' attardata, ma comunque rimane il possesso sulle stecche delle Aquile. Cortina leggermente in difficoltà in questa fase di gioco, perché gira bene il disco il Kitzbühel, arriva un'altra conclusione e qui una grande occasione, doppio parata, e adesso il Cortina deve essere bravo ad amministrare il pack, non lo fa assolutamente bene qui con un Tommaso Verà che cercava una volée per liberare la zona. Cortina pasticcione, rischia molto qui la squadra ampezzana, soprattutto per i suoi errori, perde qualcosa sul ghiaccio il giocatore ampezzano, forse addirittura un dente. Sì, ho paura per Francesco Adami, che ha preso un colpo in faccia sicuramente, e poi ha raccolto qualcosa dal ghiaccio ed è uscito con le sue gambe. Vediamo, si sta dirigendo verso il dottore. Aggiorneremo. Zezan verso il centro, anzi trova la soluzione per Max Gordiano, grande occasione Max Gordiano che prova lo slap shot qui da situazione abbastanza agevole. Vediamo il nostro replay qui su hockeycortina.it. Max Gordiano prova lo slap centrale, un tiro non bellissimo di Max Gordiano, soluzione forse da rivedere, un tiro più rapido di polso, uno snapshot sarebbe stato preferibile invece che caricare così il bastone per poi trovare solo potenza ma non precisione. Ma ovviamente sono dettagli tecnici che noi ci permettiamo di commentare dall'alto del quarto piano dell'Olimpico. Adesso tutto fermo un po' sul ghiaccio perché c'è bisogno degli operatori dello stadio, forse ha perso anche un po' di sangue. Sì, io sto seguendo proprio le vicende di Francesco Adami, è stato preso in cura sia dal medico sia dai due paramedici qui dell'Olimpico. Ovviamente per chi ci sta ascoltando niente di grave, sia chiaro, però potrebbe aver preso un colpo nei denti e quindi quello, oltre ad essere molto doloroso, fa anche sì che si sia perso del sangue sul ghiaccio. Poi abbiamo visto un gesto piuttosto esplicito, evidente come Adami sia rimasto preoccupato sul ghiaccio, non tanto perché fosse ferito in maniera grave, ma stava cercando probabilmente qualcosa e noi così
pensiamo appunto possa essere stato finalmente un dente che non è Sì, mai piacevole. poi aggiorneremo. Sottolineo anche le proteste di Mike Zanatta e devo dire proteste anche giuste secondo me perché il colpo Francesco Adami l'ha preso. Proteste sia di Mike Zanatta sia di Andrea Moser. Gli arbitri non hanno visto. Adesso proteste anche di Ivo Mačka, proteste assolutamente, ripeto, giustificate perché il colpo c'è stato, anche se involontario. Ricordo che nell'hockey se c'è un colpo al volto con anche perdita di sangue, i minuti sono da fischiare addirittura 2+2. Quindi le proteste ampezzane sono corrette. Sì, poi obiettivamente non ci siamo accorti né Mario né io del colpo, ma quello che insomma poi si è visto e ancora stiamo assistendo in questo momento di pausa con la pulizia del ghiaccio da parte degli operatori dell'Olimpico. Di fronte a noi proprio un Adami seguito sia dal fratello massaggiatore che dai paramedici e dal doc Floridia per sistemare quanto si possa fare ovviamente live vicino alla panchina. Speriamo che Adami possa tornare sul ghiaccio, ovviamente non aveva bisogno di cure ulteriori che lo possano allontanare dall'Olimpico, ma quello che conta ovviamente in questo momento è la sua salute, ma ribadiamo, niente di grave per lui, se non appunto la probabilità che abbia avuto qualche complicazione appunto per quanto riguarda i denti. Giocati a 7 minuti all'Olimpico, risultato di 2-1, Gartner, Moser va a ostacolarlo, perde l'equilibrio Gartner, Alessandro Zanatta lavora bene il disco, scarico sulla blu per la conclusione di Larker che arriva vicino al gol. Le finte qui ancora di un attivissimo Alessandro Zanatta, sta giocando una fase di match molto molto buona, il più giovane dei Zanattas. Chad Pietoniro si complica un po' la vita cercando una via tra due difensori austriaci, ma comunque buon cambio della quarta ampezzana. Eh sì, rimescolamento di linee anche in corso d'opera, un po' per l'infortunio di Adami, un po' per il power precedente. C'è Tommaso Alverà che non gira più in quarta linea, ha lasciato il posto a Moser in questa occasione, e Luca Barnabò che ha lasciato il suo posto in terza per andare con la seconda. Vedremo se è una cosa solo momentanea o se Ivo Mačka ha pensato a qualcosina di più definitivo. Giftopoulos, le finte, passaggio, suggerimento ottimo per Filippo Pietoniro che si attarda nella conclusione, viene recuperato, bravo a mantenere il possesso. Aveva creato qualcosa di interessante qui Giftopoulos, da fermo aveva messo un ottimo disco in progressione per proprio il socio Phil Pietoniro. Ancora Giftopoulos a ricolpare al centropista, disco dentro, Phil Pietoniro salta bene l'avversario, si allunga un po' troppo il disco, cerca il primo palo. Situazione veramente difficile per trovare uno spiraglio sulla porta di Mocker. Vainonen, partita ovviamente che ha risentito un po' della pausa dovuta all'infortunio ad Adami, quindi i ritmi sono piuttosto bassi in questo momento. È un match che rimane in totale equilibrio, siamo arrivati quasi a metà proprio dell'opera dei 60 regolamentari. Vediamo se la prima linea ampezzana riprova adesso a rimettere un po' di più intensità al match. Ancora errori al centropista. Chad Pietoniro che non riesce a entrare nel terzo, prova con un dump adesso, ancora cambio piuttosto lungo della prima linea che ancora sul ghiaccio, rimane il forecheck di Giftopoulos, bravo qui a prendersi il disco Tommaso Verà che va a fare il centro adesso della seconda linea. Giftopoulos ancora lì, mantiene il disco con la sua solita caparbietà e tecnica, lo scarica verso Mocker. Toffoli fa girare il disco in balaustra per Tommaso Verà, seconda linea ovviamente altamente inedita con Tommaso Verà, Toffoli e Barnabò. Vediamo come se la intendono i tre. Barnabò trova lo spiraglio, trova anche il tiro, bravo Mocker qui a parare, c'era anche lo schermo di Tommaso Verà, forse avrebbe preferito un'assistenza il buon Tommasino qui. Ha fatto tutto molto bene comunque Tommaso Verà, scarica oltre la rossa di porta il Kitzbühel, quindi ci sarà un icing e siamo arrivati quasi a metà match. Non 10 minuti entusiasmanti Mario, né nel power play austriaco che poteva regalare qualche emozione in più a favore ovviamente della squadra ospite, né nel proseguo del match, poi l'interruzione per Adami che mi pare sia stato reintegrato in panchina. No, in realtà il buon Adami ha preso la via dello spogliatoio, vediamo adesso cosa succederà. Ed è entrato nelle rotazioni il numero 65 Giovanni Toffoli al suo posto praticamente. Vediamo il buon Francesco dall'alto della nostra postazione, sempre ben assistito
da medici e paramedici. Ripetiamo, niente di grave, è tranquillamente sulle sue gambe in piedi, sta aspettando solamente, credo, che gli sistemino un po' la ferita. Vedremo se sarà poi in grado di ritornare sul ghiaccio. Siamo arrivati esattamente al 10° della seconda frazione, non ci sono tante occasioni da una parte e dall'altra, come magari ci sono state più nel primo tempo, soprattutto a favore del Cortina. Cortina un po' decisamente meno lucido in questa seconda frazione, meno occasioni, meno situazioni importanti davanti a Mocker, quella squadra che ha fatto di più sicuramente in questi 15 minuti, per quanto niente di così incredibile, è sicuramente Kiss. Diamo la linea alla regia dello streaming di hockeycortina.it per il power break. Rimaniamo sulle frequenze di Radio Cortina ancora per non ringraziare Corrado della vita. Afro, il tuo benessere quotidiano. Bella, buona, pronta, e quindi ribadiamo l'invito al buon Corrado. 9.44, torniamo live anche dall'Olimpico su hockeycortina.it. Inquadrata la panchina della Cortina, non sarà molto soddisfatto Ivo Maacca in questo momento, non lo era prima per una scelta arbitrale che non è stata effettuata sull'infortunio capitato al volto a Francesco Adami, che noi obiettivamente sinceramente non abbiamo visto, ma vedendo le conseguenze ci pare di capire che ovviamente ci sia stato ovviamente un contatto con un giocatore austriaco. Da qui a capire se è stato un bastone alto o un scontro fortuito con una spalla, questo ovviamente non ve lo possiamo garantire. Cortina ha un po' di difficoltà con la prima linea, vediamo se i ragazzi adesso si sbloccano con Chad Pietoniro, non così attivo come altre sere Chad Pietoniro, per quanto abbia ovviamente dei mezzi tecnici non proprio affinati, ma da lui si chiede ovviamente tanta quantità, cosa che spesso riesce a garantire. Questa sera ancora non è la sua partita. Phil Pietoniro rischia molto lì lungo la blu, poi è bravo a rimettere il disco in discussione. In ritardo qui Giftopoulos rischia un po' che con un bastone un pochino a mo' di clava sul giocatore austriaco, non è sanzionato, non c'era tanta violenza. La ripartenza degli austriaci che provano ancora con un tiro che poi prende una deviazione strana in balaustra, poteva essere pericoloso il rimbalzo. Partita decisamente molto più equilibrata in questa seconda frazione, un Kitzbühel che gioca anche a tratti bene, e arriva un'altra conclusione, e questa finisce di poco lato, un diagonale che spaventa un po' Marco De Filippo, disco che prende poi la balaustra, arriva sulla stecca di Gartner che prova a ripartire, passaggio con ribalzo, chip in per un Felchi che va a pressare, ora continua ad essere bravo adesso sulla stecca di Luca Zanatta a allungare l'azione a Pezzana, bello scambio qui tra Luca Zanatta e Faloppa, pericoloso qui lo scontro di Luca Zanatta che perde l'equilibrio, ma c'è anche la penalità, ha sbilanciato un po' il giocatore Ampezzano, vero? Ha rischiato molto qui Luca Zanatta nello scontro di Balusta, non era un gran fallo, però Sì. l'ha dato solo quella. Sì, hai detto bene, non era un brutto fallo, però comunque Luca è stato sbilanciato e a 1 metro dalla balaustra non è mai piacevole. Vediamo che Luca piano piano si sta rialzando. 2 minuti sacrosanti contro il Kitzbühel, primo power play ampezzano. Approfitto anche per dire che purtroppo al momento il capitano della Sportivi Ghiaccio, Francesco Adami, ha abbandonato il ghiaccio dell'Olimpico per tornare un attimo negli spogliatoi. Vedremo se sarà poi in grado di riprendersi. Vediamo anche Luca che ha preso un brutto colpo contro la balaustra, si rialza, sembra comunque niente di così grave. Sicuramente un trauma del momento, ha perso un pochino l'orientamento Luca Zanatta, penalità sacrosanta, direi perfetto l'arbitraggio finora, rivediamo nel replay. Sì, onestamente non è un bruttissimo fallo, anzi addirittura sembra che Luca si inciampi un po' da solo con il pattino sinistro. Però non ci sono state le proteste. No. Educata. Il tocco dell'austriaco c'è stato. Luca è stato sbilanciato, l'intensità della spinta onestamente non era così importante, però quando sei a 1 metro dalla balaustra comunque bisogna stare un po' attenti, ecco. Cortina in power play ed è il primo della serata. Cazzola, Giftopoulos, lungo la blu per Max Cordiano, lo scambio con Cazzola, baffi esterni di sinistra rispetto a Moquer, ancora Cazzola, Cordiano, Cazzola,
Giftopoulos aggira la gabbia, prova il solito tiro dall'angolo che mai quest'anno è riuscito a segnare da quella posizione. Cerca di imbucare sopra la spalla del portiere. Intanto segnalo Max Cordiano nel primo blocco di power play al posto di Luca Zanatta, che certo, di solito certo. quella è la postazione Certo. di Luca, probabilmente un po' di riposo per il numero 55 Ampezzano. Max Cordiano al suo posto. A inizio stagione c'era una fase, se non ricordo male, in autunno, dove comunque Max Cordiano girava regolarmente in power play. Sì, hai perfettamente ragione Mario. È un Max Cordiano che ha avuto un inizio di stagione veramente brillante. Vediamo Cortina, adesso si crea un'occasione che Giftopoulos con rovescio del bastone alza abbondantemente sopra la traversa. Ancora il Greco dietro la gabbia. Lavora il disco adesso per Cazzola, che ovviamente è il motore di questa linea, di questo special team. Phil Pietroniro, lo scambio con Cordiano. Cazzola adesso ha un varco, trova ancora Giftopoulos che preferisce trovare la soluzione verso Cordiano, non tira Cordiano, allarga, ma troppo defilato qui Phil Pietroniro, anche se dotato di un gran tiro di prima intenzione, ma difficilmente si riesce a fare gol da quella posizione. Cordiano, Phil Pietroniro, ancora per l'uomo di Saronno, tutto un pochino lento e macchinoso. Giftopoulos carica il tiro, finisce il passaggio a Cazzola, se ne stanno andando un power play intero del Cortina, arriva alla conclusione, l'incrocio dei pali colpito da Phil Pietroniro. Che Cortina, bel tiro in questo caso, incrocio pieno colpito da Phil Pietroniro in power play. Come dicevi bene, disco girato un po' lentamente, comunque si è arrivati a trovare il tiro di Phil. Incrocio gol. Pieno. Sì, gol mancato possiamo dire. Cortina adesso con la sua linea che era un secondo special team, qui vediamo Moser, Tommaso Alverai, Zarlini e Cedelli, arriva anche alla conclusione, vediamo se si tornerà giocato, finito il power play Ampezzano a linee veritiere, infatti è proprio così, rimane sul ghiaccio il 60 Ampezzano, con lui arrivano i suoi compagni di avventura Marco Sanna e Ronny De Zanna, terza linea ampezzana, ricordo gol nel secondo tempo del Cortina proprio grazie a loro, nel primo tempo scusate, il secondo gol del Cortina. E siamo a 6 minuti dal termine, caro Mario, ancora un risultato in bilico, voglio dire. Sì, un secondo tempo non brillantissimo, sicuramente più occasioni per il Kitzbühel, anche se effettivamente questo incrocio di Phil Pietroniro un po' lascia l'amaro in bocca. E detto ciò, Cortina che sicuramente ha abbassato il ritmo, complici un po' diversi fattori, cambi troppo lunghi, anche il colpo preso da Adami che comunque ha rimescolato per diversi minuti le linee, cambi non trovati in maniera fluida. Il Cortina che deve un po' ritrovare il bandolo della matassa. Ecco. Sì, decisamente, è un Cortina anche un po' sfortunato, prima Barnabò, poi Adami, adesso anche Luca Zanatta che speriamo di rivedere presto di nuovo attivo sul ghiaccio. Non è la serata fortunatissima del Cortina, che non ho mai visto subire così tanti infortuni, anche se di lieve entità, in tutta la stagione. In due partite, cioè in una partita già 3 situazioni insomma, che compromettono un pochino soprattutto l'assetto delle linee, che continua a variare per questi motivi. Non è questa sicuramente una giustificazione per un Cortina che sta facendo un po' troppo poco di fronte a una squadra che nel primo tempo si è stata veramente inerme a tratti. Cortina che sembra adesso voler concludere questa seconda frazione con maggiore aggressività e trovare il gol che darebbe il doppio vantaggio, quindi una maggiore sicurezza per iniziare la terza frazione. Seguiamo qui Faloppa, buono lo scarico per Moser, tiro di Moser non male qui, Faloppa cerca il giro porta, bravo Mocca chiusa, prova ancora Faloppa lì, buona azione qui della terza linea di linea, bella conclusione anche di Moser, quarta linea ragione. Sì, praticamente Moser ha preso il posto, sembra anche in maniera definitiva in questo match, di Tommaso Alverai in quarta linea. Sì. Bella occasione creata, tra l'altro tranquillizziamo Luca Zanatta normalmente sul ghiaccio in coppia con suo fratello Mike, quindi almeno lui è recuperato. E quarta linea con Ale Zanatta, Faloppa e Andrea Moser che in 2 occasioni in pochi secondi comunque si sono resi pericolosi. Qui si attarda un po' nel disimpegno Mike Zanatta, mette un po' in difficoltà i suoi. Luca Zanatta prova a mettere fosforo nella ripartenza pezzana. Moser, tandem ben riuscito con Barnabò, conclusione però sui pattini dell'austriaco. Ancora Barney, qui Johansson a ostacolarlo insieme a Riner, portano fuori il disco gli austriaci, se ne sta per andare anche la seconda frazione
disco lungo di De Zana, anzi di Tommaso Verà per Barnabò, cerca Toffoli, peccato perché colpisce proprio il bastone volante del giocatore austriaco, il passaggio era giusto, o almeno non perfetto perché altrimenti sarebbe arrivato a destinazione. Ha avuto un po' di sfortuna qui Barney, che cercava proprio la solitudine lì davanti alla porta di Giovanni Toffoli, che purtroppo non ha potuto concretizzare visto che il disco non è arrivato a fine corsa. 3:24 al termine, 2-1. Mario, un aggiornamento dagli altri stadi se hai a disposizione ovviamente il tabellino. E arriva il gol, scusa Mario, ci siamo persi il gol di un Max Cordiano di cui abbiamo parlato spesso questa sera per il suo impiego nella special team, per le cause che abbiamo accennato, un inizio di stagione molto bello, una fase un po' di difficoltà circa un mese fa di Max Cordiano. Questa sera trova fiducia, trova ghiaccio, trova anche il gol con la giusta conclusione dalla blu. Sì, la classica conclusione non fortissima, tanto traffico davanti al portiere austriaco e Disco che si infila nell'angolino per il 3-1 del Cortina. Speriamo che questo gol metta un po' più tranquilli anche i ragazzi sul ghiaccio, che comunque sono più forti del Kitzbühel, l'hanno dimostrato, devono tornare a giocare in maniera fluida e tranquilla, perché giocando tranquillamente comunque le occasioni arrivano. Attenzione, però si crea subito un'occasione, bravo qui Emanuele Larcher a fermare tutto nell'angolo, un po' meno bravo l'austriaco a cercare il corridoio davanti alla porta, c'era un giocatore veramente lasciato in solitudine lì davanti, errore qui in ripartenza del Cortina con Max Cordiano che sbaglia tutto con un passaggio che regala un disco in zona neutra agli austriaci. Un po' di nervosismo davanti alla gabbia di Marco De Filippo, ovviamente vuole essere rispettato per un tocco di troppo da parte di un giocatore austriaco. Sì, praticamente spinta da dietro sul difensore, se non sbaglio Larcher, che è stato spinto su Marco De Filippo. A quel punto Marco De Filippo si è innervosito con il giocatore austriaco. Comunque niente di che, finisce tutto con una stretta di mano virtuale. 2:48 al termine, ingaggio vinto dagli austriaci in zona offensiva, ancora il tiro, Marco De Filippo non riesce a fare pulizia davanti al terzo, ci pensano i suoi compagni dopo la parata di portiere Auronzano ovviamente. Sanna, passaggio per Daniele Celari che dà proseguo alla situazione offensiva, passaggio non perfetto però verso Marco Sanna. Cortina deve ripartire, qui subisce una carica Zanini a Cedelli, De Zanna vuole giustizia su Kartning, ancora il 60 Ampezzano, passaggio verso Sanna che dà velocità all'azione, progressione, esce Moker, Cortina deve andare adesso a chiudere qui, vediamo se riuscirà a farlo con Vainonen per lasciare il disco in zona, va a cambiare la terza linea ampezzana. Buon recupero qui da parte di Alessandro Zanatta, buon il servizio verso Moser, saggia la scelta di arrivare a girare su se stesso, suggerire verso Mike Zanatta, troppo chiuso l'angolo verso la porta, Moser è bravo a trovare il suggerimento, bravo anche Mike con la conclusione di prima intenzione. Sì, altra buona occasione creata dalla quarta, che comunque in questo finale di secondo periodo sta giocando bene, trovato un buon equilibrio, quindi ripetiamo le linee: Faloppa, Moser e Alessandro Zanatta, con i due fratelli Zanatta sulla linea blu e quindi i tre fratelli Zanatta insieme, tutti in linea insieme. Il sogno di una vita si concretizza di giocare tutti insieme, prima già da qualche anno insieme in squadra e anche forse come era successo già in passato, ma questa sera lo stiamo verificando più dal vivo, come i tre fratelli possono giocare, manca il papà. Manca Ivano che è in Russia. Un caloroso saluto invece a mamma Giuse e alla nonna, che sono due accanitissime fan, quindi un saluto nostre e della Sportivi Ghiaccio ovviamente. Un saluto caloroso dall'Olimpico. Alessandro Zanatta, partita molto positiva per lui finora, un giocatore di talento che poi si è perso un po', va comunque in maniera intermittente, ma veniva definito dal padre qualche anno fa, parlo a livello giovanile, come il migliore dei suoi figli, sì. a livello tecnico. Poi ha iniziato a giocare e quindi no, scherzo. Alessandro ha delle doti fisiche e tecniche veramente importanti. Se vogliamo trovargli un po' un difetto, forse è la continuità. Sì. Effettivamente se mettesse un po' di continuità anche alle sue prestazioni, veramente sarebbe un bel acquisto per la Sportivi Ghiaccio e potrebbe dare un apporto ancora maggiore. Anche per lui dei trascorsi in Svizzera, ovviamente non con i risultati e
e diciamo la notorietà raggiunta dai suoi due fratelli maggiori, soprattutto Luca, quindi la possibilità di crescere e maturare, così come il giocatore che adesso sta creando Forcek, che è Luca Barnabò. Eh sì, e compagni di squadra Luca e Alessandro Zanatta, i Ticino Rockets, Sì. in NLB Svizzera. Emanuele Larcher, da non confondere con Enrico Larcher, già da qualche partita out, il giovane 17enne che ha giocato in pianta fissa per gran parte della stagione, anche molto bene, classe 2004. Mancano 2 secondi al termine del periodo, ci provano ancora le aquile austriache, ma tutto troppo tardi. Un Cortina, e ancora ci concediamo 30 secondi per l'hockey streaming in una sintesi finale di questo primo periodo. Mario ha fatto fatica nei primi 10 minuti, bruttini anche, e poi la partita si è un po' accesa, il Criswell diciamo, più tonico nella prima fase del secondo periodo, il Cortina piano piano è risalito, ha creato pericoli a Mocker, è arrivato il gol di Max Cordiano, siamo contenti ovviamente per l'uomo di Saronno, è un Cortina che finisce bene, finisce un po' come aveva iniziato il match, con l'atteggiamento un pochino più arrogante, diciamo, che deve avere la squadra più forte. Sì, 15 minuti non memorabili, invece gli ultimi 5, sia poco prima del gol, sia subito dopo il gol nei minuti finali, un bel Cortina che ha ribadito la sua superiorità. Benissimo, noi diamo la linea della regia dello streaming di hockeycortina.it, rimaniamo per il consueto minuto sulle frequenze di Radio Cortina e ci sediamo anche qui, Mario, per andare un attimino ad analizzare questa... Sono le 22.04, la buonasera a tutti i nostri telespettatori di hockeycortina.it, siamo sulla Hockey Night, partita Alps Hockey League tra di Adler Stadtwerk Kitzbühel qui all'Olimpico contro l'Afro Cortina. Abbiamo raccontato, visto e ci siamo emozionati per i primi 40 minuti di questo match, con il risultato che vede la squadra di casa della Afro in vantaggio per 3-1, primo tempo dominato in gran parte dagli ampezzani, con l'unico vantaggio però di una marcatura, secondo tempo molto più equilibrato, con il gol che arriva verso il finire dei 20 minuti da parte di Max Cordiano, che legittima un po' la forza sul ghiaccio, che è sicuramente sicuramente migliore quella degli ampezzani, quella meno espressa in questi primi 40 minuti, anche se Cortina ha avuto un po' di difficoltà, ma dall'altra parte non occasioni così importanti sulle stecche delle Aquile. No, Cortina che ha sofferto un po' all'inizio del secondo periodo, doppia inferiorità numerica per diversi secondi, qualche costruzione interessante degli austriaci, dopodiché incrocio clamoroso di Phil Pietroniro con l'unica occasione fino a questo momento di power play degli ampezzani, poi è arrivato il gol di Max Cordiano.
Piccola curiosità, vedo Ivo Maachka che sta parlando con i due arbitri e probabilmente gli sta raccontando di quello che è successo a Francesco Adami. Purtroppo per il capitano della Sportivi Ghiaccio non sarà dei nostri in questo terzo periodo. Sembra proprio che, come avevamo detto in diretta, abbia perso un dente ed è stato quindi poi trasportato a Pieve per essere medicato. Così ci hanno riferito dagli spogliatoi dell'Olimpico. Ivo Maachka sta anche cercando di spiegare un po' le dinamiche dell'incidente. Sfortunatissimo Francesco Adami, il nostro in bocca al lupo al capitano, che si rimetta presto. Sì, e come ci hanno comunicato anche qui gli operatori della regia, delle videocamere, guardando la situazione in un replay fuori onda, si sono accorti come l'incontro sia stato veramente fortuito e una sorta di pressione sul bastone di un giocatore austriaco che aveva fatto leva, portando purtroppo la spatola sul volto di Adami, ma ricordiamo, è sicuramente una situazione sfortunata, ma non così grave da pensare a qualcosa di peggio. Abbiamo visto le sue condizioni comunque ottimali, essere uscito comunque sì dolorante, ma consapevole, ben lucido. Andiamo anche live sulle frequenze di Radio Cortina. Con la buonasera a tutti per la Hockey Night di questa sera. Terzo tempo anche dall'Olimpico, risultato 2-3-1 per gli ampezzani dopo 40 minuti. Tutto pronto per iniziare la terza frazione. Hockey Night, ricordo, poi Cortina giocherà a Linz sabato e torneremo lunedì con le voci di Mario e Luca per la 19ª puntata di Spinorama, ma ora c'è tutto un tempo da seguire con un risultato che ancora, non dico sta stretto al Cortina, ma sta stretto per la qualità, la differenza di qualità tra le due formazioni, ma questo non basta ovviamente, perché c'è un Kitzbühel che non ci sta, è l'ultimo vagone di un treno che è già molto, molto lento per il Kitzbühel per trovare un posticino, o almeno sperare di trovare un posticino nelle prime 12. Difficile, difficile, è tra le mie escluse, me ne assumerò le responsabilità in caso contrario, ma direi che il Kitzbühel è fuori dai giochi. Comunque, togliersi dalla testa di fare delle passeggiate, perché la stessa squadra del Linz, ultima in classifica con soli 2 punti all'attivo, alla fine del terzo tempo, mancano 2 o 3 minuti, sta pareggiando 2-2 contro il Brunico in trasferta, quindi proprio in pusteria. Sì, che abbia giovato l'inserimento dei vari giocatori dell'Ontario Hockey League. Certo non c'è Pinelli a Linz, che sta facendo vedere ottime cose, è andato anche a segno questa sera, come ricordava Mario fuori onda, essendo anche un estimatore personale di questo giocatore. Sicuramente ti consiglio il lavoro di scout, se dovessimo licenziarti dalle radiocronache, Mario. Ovviamente Pinelli è un giocatore che sulla carta ha dei grandi numeri di questa categoria di giovani ragazzi arrivati a rinforzare le squadre dell'Abs Hockey League. Ricordiamo anche Linz ne ha 4 a sua disposizione, tra cui più meritevoli di attenzione sono sicuramente Arcuri e Douglas, almeno per quello che abbiamo visto nella partita qui all'Olimpico. Eh sì, l'arrivo comunque dei ragazzi dal Nord America sicuramente ha dato quel qualcosina in più al Linz, non magari per ottenere chissà che risultati, ma per essere comunque competitivi in ogni match di campionato. Linz che spinge in questi minuti iniziali del match, un Cortina un po' a fatica, deve rispondere adesso con la sua inedita seconda linea, disco troppo lungo, non c'è icing, si gioca la pressione di Giovanni Toffoli che rivede il ghiaccio questa sera dopo un bel po' di astinenza. È stato inserito prima al posto di Barnabò nel primo tempo dei minuti finali, poi adesso in pianta fissa con l'infortunio di Adami. Cordiano qui combina mezzo spasticcio, certo non viene molto aiutato dai compagni che creano una situazione ancora più difficoltosa. Allenta la pressione, il Kitzbühel può ripartire con fiducia qui la terza linea pezzana a guadagnarsi questo pack dietro porta. Provano i ragazzi della terza, escono però in maniera diligente gli ospiti. In un momento l'Archer ferma la corsa avversaria, Cordiano deve rincorrere l'avversario, disco che finisce sull'esterno della rete, solo a prendere Zardini e Cedelli. Il passaggio troppo alto, ma prende una deviazione, quindi non permette a De Zanna il controllo efficace sul pack. Trascorsi 2:15, risultato di 3-1 per il Cortina. Partita decisamente più gradevole, perché comunque ci sta giocando tutto in questo terzo tempo. Cortina che deve difendere di doppio vantaggio, Linz che deve provarci assolutamente, non ha niente da perdere.
e farà di tutto ovviamente per mettere sotto pressione la porta ampezzana. Filippo Toniro, la sua incursione personale, lascia dietro Gabbia il pack, non c'è nessuno però da raccoglierlo. Ripartenza austriaca, Faloppo mette il bastone di mezzo, Filippo Toniro prova un passaggio improbabile verso Alessandro Zanatta che stava andando a cambiare, si perde quindi il possesso, dump angolato, riuscito per gli austriaci che giocano bene qui con Johansson nell'angolo, si muove bene lo svedese, alza la testa, suggerimento sulla la blu per la conclusione del traffico, pericolo, disco che rimane ancora sulle stecche degli ospiti. Cortina adesso che non riesce a veramente andare a conquistarsi questo disco con il suo quarto blocco, che aveva fatto molto bene sul finire del secondo tempo, rischia un po' qui Vainonen, ma non c'era niente di importante. Luca Zanatta si muove bene, rischia un po', però riesce a prendersi il pack, a lanciarlo lungo per Giftopoulos. Vediamo se il nostro greco ci combina un numero, mezzo numero, con una bella conclusione angolata, non potente, ma salta l'uomo, trova corridoio centrale. Chad Pietoniro guadagna un ottimo disco, prova anche lui sul primo palo, ci prova una seconda volta, disco che finisce abbondantemente fuori, raccolto da Luca Zanatta, disco al centro, Giftopoulos, il tiro, gol. E arriva il gol di Remi Giftopoulos. Arriva il gol di Remi. Bel tiro, tra l'altro, rebound, stoppa bene Remi in mezzo agli slot e infila all'incrocio dei pali. Altro bel gol, stiamo riguardando anche il replay, bel lavoro di Luca Zanatta, deviazione un po' fortunata che arriva sulla stecca di Remi Giftopoulos, Sì. che fredda l'incolpevole portiere austriaco Anche all'incrocio coperto, dei pali. 4-1 Cortina. Anche un po' coperto qui Mocker, può fare veramente poco sulla precisa conclusione del numero 73 Ampezzano. 4-1 Cortina, il risultato che speravamo trovasse il Cortina a inizio della terza frazione per giocare in maniera un po' più tranquilla il proseguo del match, ma ovviamente non così tranquilla da dormire sonni leggeri, perché ovviamente manca ancora tantissimo, 15 minuti. Le finte di Tommaso Verà che accenna al Michigan Move, ma alla fine ci ripensa. Non sarebbe male fare il primo gol in maglia bianco-azzurra non solo della carriera, non solo della stagione, ma della carriera con una Michigan Move. Già, ci ha pensato un attimo, non so se è stata solo una finta o un ripensamento comunque. Tommaso è uno di quei ragazzi che aspettiamo da tempo, anche lì doti tecniche elevate, buon pattinaggio, buon fisico, velocità, manca il gol. Siamo arrivati quasi al quinto del terzo tempo, il Cortina ha trovato il gol che comunque arriva con puntualità regolare in ogni match, forse ha saltato un po' di partite Giftopoulos, soprattutto nel periodo del finale scudetto, dove ci aspettavamo ovviamente molto di più. In effetti poi è andato sempre a tabellino, così come il suo partner Mike Cazzola. Eh sì, tutti e due i ragazzi in cima alle classifiche dei punti dell'Alps Hockey League. Mike Cazzola, secondo me, il centro forse più forte dell'intera competizione, numeri alla mano, e Remi Giftopoulos che comunque i suoi punti li ha fatti anche l'anno scorso. Se poi vogliamo parlare di prestazioni, allora qualcosina da rivedere c'è. Sì, nell'ultimo citato decisamente. Un Mike Cazzola che sono stato decisamente critico nella fase iniziale del campionato, quando ancora non condividevo le cronache con qui accanto a me Mario, per delle prestazioni così che sembravano tanto fumo poco arrosto, e in effetti fossero solo una fase di inserimento, e capire anche cosa fare in compagnia di un giocatore con cui sicuramente è molto difficile giocare, che come Giftopoulos, che non dà quel contributo a livello difensivo che un giocatore magari Cazzola poteva attendersi per cercare di essere esclusivamente offensivo. Invece Cazzola ha dimostrato poi col tempo, oltre che essere bravo, di essere anche un giocatore molto intelligente e maturo, da capire che deve fare un gran lavoro per supportare l'intera linea, e l'ho dimostrato in lungo e largo per nel proseguo del campionato. Eh sì, sia lui sia Chad Pietroniro devono fare il cosiddetto lavoro sporco, perché una delle lacune più grandi forse di Remi Giftopoulos è proprio il lavoro che manca in fase difensiva. Tante volte non rientra proprio, se rientra in maniera lenta, però il ragazzo è così, questo è il suo gioco, lo sappiamo noi, lo sanno i compagni di linea, lo sa l'allenatore, e d'altra parte se arrivano uno
o più punti a partita, cosa vuoi dirgli? Già. E così è, come l'anno scorso è stato miglior top scorer a Pezzano, tra i migliori della Lega, con un partner vicino a lui, King, decisamente diverso rispetto a Cazzola, o almeno al Cazzola iniziale, come abbiamo raccontato in precedenza, appunto l'adattamento anche di Cazzola al gioco di Giftopoulos e diciamo anche di Chad Pietroniro, perché comunque anche lui ovviamente gioca di tanta quantità anche nei recuperi per sopperire appunto alla fase difensiva inesistente da parte del numero 73. L'anno scorso un Kevin King che si occupava proprio essenzialmente di Giftopoulos nel suo assecondarlo in ogni fase di gioco. Comunque, tornando live, il match scorre via piuttosto veloce con poche interruzioni. Kidswell è ancora ben presente sul ghiaccio. Attenzione, parte il break Giftopoulos. Arriva anche la conclusione, questa volta alle stelle. È stato bravo, quasi più dinamico del solito qui in questo contropiede, Mario. Sì, bravo, non siamo abituati a vederlo andare via in velocità ai difensori, invece in questo caso ce l'ha fatta, tiro alto. Cazzola ancora cercava qui Giftopoulos, chiuso bene però dalla controffensiva che riparte, non in maniera però perfetta da parte del Kidswell, che aveva un'occasione di giocare un 3-2 ma si è complicata la vita, anzi ha interrotto la sua azione con un offside all'ingresso in zona. 12:28, Mario, finestrella sull'Alps Hockey League per vedere se abbiamo qualche altro risultato. Ormai quelli forse più comodi a Cortina sono conclusi, ma le altre partite, quella ovviamente da Brunico, ci interessa. A Brunico mancavano pochissimi minuti alla fine del match, partita andata al supplementare e proprio in questo istante segna il 3-2 all'overtime il Brunico, quindi Linz, avversario del Cortina tra soli 2 giorni, che comunque un punticino a Brunico lo strappa e se lo porta a casa. Beh, non male, considerando che il Linz finora ha fatto... questo è il quarto punto del Linz, se non sbaglio, il terzo o il quarto punto del Linz nella... Terzo punto del terzo Linz, punto. sì. E non sarà facile, abbiamo affrontato gli austriaci poche settimane fa, anche qui in casa, vittoria del Cortina per 4-0, però comunque è una squadra ostica che ti costringe a giocare sporco, a dover lottare negli angoli, e la vittoria andrà conquistata. Vuoi ricordare, Mario, cosa è successo l'anno scorso a Linz? L'anno scorso a Linz gli unici punti della classifica degli austriaci arrivarono proprio con il Cortina, che perse in terra austriaca, se non sbaglio, ai rigori. A rigore all'overtime. Eh sì, quindi attenzione, c'è anche un attimino da togliersi di dosso questo pasticcio nella fase iniziale del campionato dell'anno scorso. La lunga trasferta certo non è un attenuante e non lo sarà sicuramente neanche sabato dovesse andare male, ma siamo convinti che Cortina continuerà il suo periodo positivo, anche se fino adesso sta perdurando, ma ricordiamo, mancano ancora 11 minuti per considerarsi vincenti questa sera. Buon lavoro della terza, Zanecelli lavora a disco in balaustra con molta caparbietà, alla fine un disco che arriva verso il centro, De Zana lo tiene dentro sulla blu per Mike Zanatta che lo fa circolare, lo scambio è riuscito con Luca Zanatta, arriva la conclusione di Luca Zanatta, non arriva lo schermo davanti porta di Zanini Cedelli, che trattenuto vistosamente dal difensore austriaco regolarmente, che fa il suo ovviamente ottimo lavoro, e poi Zanini Cedelli viene punito perché allontana il bastone, ma non mi sembrava volontario o solo redarguito. No, solo redarguito mi sa. Sì, sto seguendo anch'io le vicissitudini, scambio di opinioni tra Zardini Lacedelli e il difensore austriaco, niente da segnalare, proteste austriache del tutto eccessive, panchina del Kitzbühel che si è rivolta ancora a Zardini Lacedelli mentre usciva con qualche parola poco carina, ma direi che hanno altro a cui pensare. Sì, decisamente, anche se bisogna dire una partita estremamente corretta finora, con situazioni anche educate sul ghiaccio. Si parla sempre di hockey sul ghiaccio, quindi ci possono stare anche ovviamente le parole di troppo e qualche contrasto. Guai non fosse così, altrimenti assisteremo a un altro sport.
10:38 al termine, 4-1 il Cortina, un Cortina che si avvicina al quarto successo in serie e ripetiamo, facciamo tutti gli scongiuri del caso, ovviamente vedendo quello che sta accadendo sul ghiaccio possiamo pensare che possa continuare così il match della squadra ampezzana. È chiaro che un gol anche all'improvviso, come è successo nella prima frazione, il gol di Johansson, bellissimo gol di Johansson, riaprirebbe ovviamente i giochi. Sì, comunque Cortina che dimostra solidità, concentrazione, quindi anche questi 10 minuti di terza frazione sono andati via tranquilli, risultato consolidato, quarta rete ampezzana, 3 reti di vantaggio, un Kitzbühel che non ha dimostrato di avere armi troppo affilate e quindi partita che sta scivolando via in maniera regolare. Siete sempre in diretta sulle frequenze di Radio Cortina e sullo streaming per la visione del match sul sito okcortina.it. Una partita sostanzialmente anche gradevole, certo attenzione però, Johansson, disco buono qui verso il compagno forse un po' largo per Gartner, ci prova con la conclusione di Maurer, buon one timer di Maurer, buono il tiro, non violentissimo, Marco De Filippo ovviamente come sempre attentissimo, c'è il power break per la nostra regia che ci concede adesso il replay, tiro di prima intenzione, angolato sì, ma troppo prevedibile. Afro, il tuo benessere quotidiano. Tutte, potete scegliere anche tutti i tipi di farina possibile. 9:46 al termine, torniamo anche live sul cortina.it e sulle frequenze di Radio Cortina, ovviamente sempre attivi per il match della Hockey Night. Saremo presenti ovviamente anche per la cronaca della partita di sabato alle 19. Il Cortina giocherà a Linz, come già detto dal nostro studio di Spinorama. Commenteremo le immagini che ci arrivano dalla Alta Austria e la lunga trasferta ampezzana per vedere cosa accade, se i nostri riusciranno ad andare avanti per questa rincorsa a un posto nelle prime 4. Ci divertiremo anche sabato sera, ma non abbiamo finito di divertirci neanche questa sera all'Olimpico, ancora 9 minuti e 22. Kitzbühel le sta provando un po' tutte, Cortina è molto concentrato, mi sembra senza sbavature, molto solido, non ha neanche troppa forza o voglia di aggredire, qui però manca un mezzo errore, recuperato subito dallo stesso autore che è Filippo Pietrolino a far ripartire l'azione. Cazzola cerca Giftopoulos che con molta sufficienza non raccoglie, poi fa fare il giro porta, quindi non va neanche a recuperare. Lo stesso Cazzola che va ancora a recuperare un disco, ancora per Giftopoulos. Scarico adesso del greco per Mike Zanatta, Luca Zanatta si perde un po', lascia la ripartenza e ancora Mike Cazzola, incredibile. In un'azione ha fatto già 3 back check recuperando il puck. Questo è Mike, quando diciamo che è il miglior centro della Lega è soprattutto per questi motivi, oltre che per l'apporto in termini di gol e assist. Fa un lavoro di difesa, di pattinaggio, di intensità, di grinta che ha poco da invidiare a chiunque altro, quindi veramente è un piacere vederlo giocare. Bernabò, un paio di delay lungo la balaustra, va a prendersi questo disco qui bene, prima col pattino, poi con la stecca, lo controlla a modo, lo scarica verso il centro per Toffoli che è ostacolato nello slot, non riesce a colpire con intensità il giovane 65, disco viene portato fuori dal Kitzbühel, il Cortina pare essere in controllo del match in questo momento, qui un po' goffa l'interpretazione difensiva dell'austriaco, arriva alla conclusione di Barnabò e un Cortina che insomma guadagna un ingaggio in zona offensiva in una fase dove sta controllando e anche prendendo consapevolezza, diciamo, della possibilità di vincere. Eh sì, in fase di presentazione avevamo invocato i gol dei nostri ragazzi, qualcosa si è mosso, primo gol stagionale di Noah, gol di Max Cordiano, per il resto solite firme note, ci sono ancora 7 minuti, io non perdo le speranze di vedere sul tabellino qualche nome Inedito. un po' inedito, ma che per qualità tecniche comunque meriterebbe di starci e dovrebbe starci su quel tabellino. Sì, non è solo Tommaso Verà che si deve sbloccare da un tabellino pari a 0 a livello di marcature, ma c'è anche un giocatore come Ronny De Zanna che gol non ne ha fatti tanti e
anche lui avrebbe bisogno ovviamente di trovare la fiducia e l'amicizia con la Porta, cosa che gli manca da molto tempo. C'è altra penalità qui per il Cortina, credo, con una penalità data a Marco Sanna? No, 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 un Non lo austriaco, so, un credo che austriaco. sia proprio un Un austriaco, austriaco. quindi power play. Giustamente, ha toccato la squadra. Power play per il sì. Cortina, sì. E tra l'altro stavo guardando proprio Ronny De Zanna, che secondo me è il giocatore che ha subito il fallo. Detto ciò, sì, c'è lui, c'è Tommaso Alverà, c'è Luca Barnabò, questi ragazzi che tecnicamente sono bravi e pronti per giocare in Alps Hockey League, devono dare un contributo più importante in termini di gol. Per fare il salto di qualità sono loro che praticamente devono mettere la firma sui tabellini e anche in più di un'occasione. Paolo perché gira molto bene qui le Cortina. Pietoniro vede la gabbia, cerca il primo palo, colpisce solo lo scudo di Mocker. Peccato, poteva continuare la buona situazione di pressione da parte del Diamante Ampezzano. Finisce qui, ma Marco De Filippo dà proseguo all'azione con Luca Zanatta che scarica per Pietoniro. Ingresso in zona qui con Giftopoulos che alza la testa. Ricordiamo il gol con l'Isenizia a 2 secondi dal termine sabato scorso, gran merito di Giftopoulos, ma anche un po' di demerito della panchina dell'Isenizia. Pietoniro alza la testa, prova il tiro, ancora troppo alto. Disco che esce e qui ovviamente potrebbe essere l'occasione di andare a cambiare lo special team sul 4-1 a 6 minuti dal termine. Rimangono gli stessi uomini sul ghiaccio. Errore. Fortunatissimo Remy Giftopoulos perché sfrutta il rimbalzo della balaustra, quindi tiro a filo balaustra senza nessun tipo di velleità, disco che rimbalza e arriva comodo sulla stecca di Remy Giftopoulos. Praticamente il disco, invece che continuare la sua corsa dietro la porta, prende l'angolino tra balaustra e tra i due plexiglass, spazi di balaustra. sì, rimbalza in maniera del tutto beffarda per gli austriaci e arriva perfettamente col timing ideale sulla stecca di Remy Giftopoulos. A quel punto il portiere, che era andato dietro la porta per cercare di bloccare il disco, ovviamente ha abbandonato i pali e Remy a porta vuota ha segnato. Quindi non errore di previsione di rimbalzo, di stima di rimbalzo da parte di Mocker, ma completamente, come purtroppo spesso succede, ci si mette anche qualche difetto delle balaustre che comportano questi rimbalzi assolutamente imprevedibili e qui sfortunato. Ci dispiace in effetti anche per Mocker, che insomma era stato all'altezza finora e in questo caso è stato anche così bugiardato, così un po' beffeggiato da un gol praticamente a porta vuota con lui dietro la porta appunto che dovrebbe difendere. Eh sì, a me in realtà non me ne può fregare di meno del dispiacere del portiere austriaco. Segnalo però che Remy Giftopoulos chiuderà un'altra partita, a questo punto almeno con una doppietta, prestazione incolore del giocatore greco, che però mette a referto altri 2 gol. 2 gol e un assist, quindi sono 3 punti. Perfetto. Cosa vuoi dirgli a un giocatore che fa 2 gol e un assist? Niente, semplicemente nulla. che la prestazione ancora una volta non ha convinto del tutto, ma finché ha 2 compagni come Mike Cazzola nettamente su tutti e poi anche Chad Pietroniro, che comunque il suo contributo, se non altro per pattinaggio e impegno, lo mette sempre, può permettersi il buon Remy di riposarsi e nei momenti giusti essere pronto e colpire. Ma ovviamente tu dicevi prima cosa puoi dire a un giocatore del genere, se non dirgli appunto della prestazione in colore, ovviamente la risposta sua sarebbe la prestazione in colore, però intanto anche oggi ho fatto 3 punti, Sì. esatto discorso. Occasione qui per il Kitzbühel sul 5-1 per il Cortina, ricordo, altra occasione, rimbalzo questa volta che finisce con la giusta angolazione e la giusta dinamica dietro la porta di Marco De Filippo, la ripartenza di Alessandro Zanatta. Speravi, Mario, tanto in un altro gol di un giocatore di casa, diciamo così, non un transfer card, ma ancora arriva la firma di Giftopoulos che si fa trovare, per quanto fortunato, ancora lui pronto lì davanti. Sì, in questo caso fortunatissimo, poi non ha dovuto fare No, niente di neanche uno difficile scatto, con le sue doti tecniche, se non godersi il momento e ritrovarsi con il disco sulla stecca e la porta completamente vuota e spalancata. Anche abbastanza incredulo inizialmente quando si è trovato il disco sul bastone. Ronny De Zanna lavora il disco nell'angolo, arriva la Zania Cedelli con forza, riesce a soffiare il disco agli austriaci. Sanna sulla blu,
per Larker, il tiro para Mocker, rebound concesso, Sanna prova ancora a sorprendere da dietro porta Mocker, che ovviamente adesso le vede arrivare da tutte le parti perché Cortina ovviamente il Kitzbühel non ne ha più, o comunque ha spento qualsiasi velità di rimonta dopo il 5-1, soprattutto dopo aver subito un 5-1 così fortunato. Ovviamente questo taglia le gambe ulteriormente. Larker di partenza, gioca bene qui Calatino, Kiftopoulos, una buona pattinata di Cordiano che poi fa circolare il disco con il rovescio del bastone dietro la balaustra, dietro la porta di Mocker che esce. E comunque un Kitzbühel che prova a pattinare ovviamente fino al termine, a creare anche un po' di forecheck, ma decisamente inconsistente. Qui errore di Vainonen, primo errore del match di Vainonen. Che rimedia lui stesso all'errore in uscita. Questo Vainonen è arrivato col mercato di riparazione inizio gennaio, se non ricordo male. Mario ha tagliato cotta, ma è arrivato un difensore che serviva come il pane alla formazione ampezzana, visto anche il periodo in cui Luca Zanatta era out per infortunio. Un Vainonen, giocatore decisamente non così spettacolare o appariscente, esatto, ma di grandissima sostanza, e giocatore che in effetti è quello che ha regalato l'equilibrio difensivo al Cortina, perché da lì in poi, da gennaio in poi, il Cortina ha trovato una solidità difensiva che mai aveva avuto nella precedente fase di stagione. Eh sì, esordio di Vainonen il 6 gennaio a Renon, prima partita anche seguita in trasferta sul posto da me, quindi ricordo bene quella partita vinta 4-0, quindi primo shootout. Pochi giorni dopo è arrivata la vittoria anche a Kitzbühel, quindi altro shootout, o forse era arrivata quella prima di Kitzbühel e poi di Renon, fatto sta che arrivarono 2 shootout in fila. E da quel momento Cortina, che dal punto di vista difensivo aveva aggiustato parecchio. Anche Vainonen ha sofferto l'assenza purtroppo nella doppia sfida con l'Asiago in fase di semifinale scudetto. Sì, decisamente. D'altra parte comunque giocatore solido, di esperienza, raramente sbaglia una prestazione, ha trovato anche il gol, perché comunque ha anche un buon tiro dalla blu. Buon fisico, quello che comunque al Cortina mancava, cioè un difensore fisico, e quindi è stato il giusto innesto, diciamo il giusto tassello nel giusto posto. Barnabò qui la conclusione violentissima sulla testa di Mocker, conclusione veramente forte di Barnabò. Qui Tommaso Verà reclamava il disco davanti porta, non è stato bravo per quanto ha poi colpito sull'elmo Mocker, sulla conclusione veramente violenta di Barnabò. L'abbiamo visto nel replay offerto su hockeycortina.it. Tommaso Verà era solo soletto lì davanti. Barnabò aveva già messo il mirino non sulla testa di Mocker, ma mentre sulla porta. Mocker è stato bravo, per modo di dire, a non spostarsi, anche se ne risente parecchio del colpo. Niente di grave, ma è sempre un tiro in testa. È un bel siluro da pochi metri di Barnabò, che centra il portiere austriaco proprio sul casco. Comunque niente di grave, il portiere si è già ripreso, ha già ripreso il posto tra i pali. Sì, bel tiro, abbiamo rivisto anche nel replay. 1,55 al termine di questa sfida dei 60 regolamentari, ma possiamo dire definitivamente di questa partita che molto difficilmente cambierà il suo esito. Arriva anche il tiro di Zanatta, sì, che ha un bel tiro. E di nuovo colpito in testa il portiere, quindi il secondo tiro di fila, in questo caso molto più lento, se la ride anche il portierino austriaco. Certo, no? Una situazione, no? Prima un gol subito in quella circostanza, poi il colpo in testa, poi il secondo. Sì, non un gran terzo tempo. No, poi la sua risata va un attimino anche a far capire che il personaggio è sicuramente un gran simpaticone. Occasione qui per il contropiede, bella azione, bel tiro anche. E gran parata di Marco De Filippo in un 1 contro 0. Di nuovo vediamo il suo scarico di tensione, lancia il bastone in alto, prima lo sbatte sul ghiaccio, poi lo lancia in alto. In effetti qui è stato solo Marco De Filippo di aveva fatto tutto molto bene di Noppel. Sì, la cosa più bella di questa azione è stato il colpo col pattino per portarsi avanti il disco e saltare con un solo colpo i 2 difensori ampezzani. Dopodiché nell'1 contro 0 Marco De Filippo ha abbassato la saracinesca. Altra prestazione importante del portiere ampezzano, che non chiamato in causa chissà quante volte, ma che si è sempre fatto trovare pronto. Nessuna sbavatura neanche stasera
in una partita che a tratti è stata un pochino difficile da gestire per la squadra ampezzana, niente di altamente preoccupante, però sul 2-1 all'inizio del secondo tempo con un doppio palo per i avversari, insomma poteva un attimino complicarsi la vita alla squadra ampezzana. Sì, penalty killing del Cortina che secondo me nelle ultime settimane è cresciuto tantissimo in termini di statistica. Anche la doppia inferiorità sia questa sera sia con lo Jesenice portata a casa senza grossi problemi. Sì. Quindi numeri da questo punto di vista che sono assolutamente favorevoli. Vediamo René Vallazza sul ghiaccio per il suo primo cambio assoluto questa sera con la quarta linea. Faloppa porta il pack un po' a spasso. Vediamo se adesso trova un corridoio centrale. Prova ad andare da solo a colpire. Oh, Conclusione che a peccato, fil di che palo. peccato. Fa tutto da solo, fa tutto bene. Si avvia in un dribbling contro 4 austriaci che si ergono a mo' di birilli e Sì, tiro che esce, puoi dirlo. tiro che esce di pochissimi centimetri. Bella azione di Davide Faloppa. Ronny De Zanna, 9 secondi al termine. Cerca un corridoio centrale, adesso si aspetta solo la sirena, 3 secondi, 2-1. Arriva la sirena finale, un nostro applauso agli ospiti e ovviamente alla squadra di casa, un applauso simbolico e Marco De Filippo che non riesce a trovare lo shootout ma viene ampiamente complimentato e congratulato dai suoi compagni di squadra nelle immagini che vedete su hockeycortina.it, un Cortina che questa sera nonostante una prestazione non brillantissima ma comunque concreta, soglia, trova la sua quarta vittoria di fila. E salutiamo anche i giocatori austriaci per una partita corretta, diligente, anche a tratti educata. Voglio ricordare così, prima di concedere la linea alla regia e all'ultimo commento veloce di Mario, la bella immagine del portiere Mocker che prima subisce un gol sfortunato, un colpo in testa, il secondo, e l'immagine offerta dai nostri cameraman del suo sorriso, l'immagine insomma di una squadra che ha provato di tutto ma non ce l'ha fatta e alla fine esce rassegnata ma convinta di aver dato quanto poteva. Eh sì, il nostro applauso sia al Cortina che ovviamente ha vinto, ma anche all'atteggiamento del Kitzbühel. In fase di presentazione avevamo detto che il Cortina era nettamente più forte e che avrebbe dovuto vincere, così è stato, ma comunque il simpatico sorriso a fine terzo tempo del portiere austriaco è la giusta fotografia finale della partita. Prima di chiudere il nostro in bocca al lupo a Francesco Adami, poi ci informeremo delle sue condizioni. Ripetiamo che è stato portato a pieve, niente di grave, sembra, anzi senza il sembra, ha perso un dente, quindi fastidioso questo tipo di L'ha perso ma infortunio. l'ha trovato subito. Sì, l'ha ritrovato sul ghiaccio. Vediamo, aggiorneremo tutti Già da sabato. sui social o comunque Esatto, già da sabato. già da sì. sabato. Noi ringraziando i nostri operatori Luigi Fortunato, la regia di Andrea e tutti gli altri operatori per quanto riguarda lo streaming, ringrazio Mario. Grazie a te caro Luca e grazie a tutti i tecnici E tutti i chiaramente. tecnici, ringraziamo tutti quelli che sono stati in visione del match, i nostri telespettatori e telespettatrici soprattutto, vi auguriamo una buona serata, ci aggiorniamo la prossima settimana su hockeycortina.it, linea alla regia di hockeycortina.it e rimaniamo qualche secondo sulle frequenze di Radio Cortina.